Nel ringraziare tutte voi e tutti voi presenti, la famiglia Nonnino e la qualificatissima giuria che mi hanno onorato di un premio che è sicuramente al di là di ogni sogno che si possa inserire nel moleschine dei propri pensieri. Nel ringraziare Rada Zarkovic per essere qui presente sul palco assieme a me, cosa che mi onora dal profondo dell'anima. Permettetemi di condividere con voi pochissimi pensieri, soltanto una manciata di suggestioni. Io mi considero un figlio della frontiera, come tante donne e tanti uomini che sono nati in questa terra nostra, friulana, che è contadina e terrigna, ed è anche per questo plurale, è fatta di tante intersezioni, che mi permettono di salutarvi in italiano, ma anche di passare al furlan e di doprare une lenghe doprade dai nostri svons contadins, pe salatiere, en tudi govoriti po slovensko, zakaj je jezik moje oče, ki je rođen na krasu. Ed è una lingua che mi accomuna moltissimo gli accenti di Rada che mi sta qui accanto. Io mi sono spesso chiesto che cosa sia la frontiera. La frontiera è bella perché è donna e la famiglia Nonnino sa che cosa voglia dire questo matriarcato profondo, fecondato tra l'altro dall'amore di un uomo, e quando l'amore di un uomo riesce a fecondare la fertilità, la capacità poetica della terra, allora può nascere la meraviglia e la cultura. Ma la frontiera è donna perché è inclusiva, perché non dimentica nessuno, perché non esclude nessuno. Poi arriva al confine che è maschio e violenta, impone i suoi limiti, i suoi paletti, i fili spinati, le bandiere, impone i documenti, uomini in uniforme che obbligano a capire chi sei, da dove sei venuto e perché sei arrivato. E allora io credo che se in questo nostro mondo ci fossero più matrie che patrie, probabilmente non avremmo l'orrore delle guerre, dove... Grazie. Grazie. L'orrore delle guerre dove non è vero, come è stato recentemente detto, che c'è la mano di Caino che si macchia di sangue sull'innocenza di Abele. In una guerra non c'è mai un Caino cattivo ed un Abele innocente, ci sono solo stragi degli innocenti. Che si tratti di Askelon o di Gaza, che si tratti del Donbass oppure di Krasnodar, che si tratti del Tigray, sono gli innocenti. Quando sono inciampato sulla storia portata avanti da Rada, da Skender, e che mi è stata comunicata da donne, le donne in nero che me l'hanno fatta conoscere, ho capito che le donne non possono amare la guerra perché sono come la terra, e la terra la guerra non la può amare, altrimenti viene violentata. E allora, grazie. Chiudo dicendo, Rada mi ha insegnato una frase bellissima, che è questa: voi maschi troppo spesso volete vincere la guerra, a noi donne tocca il compito di vincere la pace. E allora io dedico questo premio a tutte le donne del mondo, a tutte le donne che, per quanto ci sia l'inverno del nostro e loro scontento, sono sempre capaci di sognare la primavera che ha da venire, perché, come diceva un esule fuggiasco, cacciato, simile ai tanti che passano lungo la via balcanica, solo che si chiamava Dante Alighieri, ma non era dissimile da loro, in quanto profugo, diceva: voi donne che avete intelletto d'amore, cioè sapete leggere dentro le cose con amore, salverete il mondo perché siete la parte migliore di esso. Grazie. Viva la famiglia Nonnino, viva. Grazie. Grazie.
Grazie. Adesso andate a dare la mano a tutta la giuria, per favore, accompagnatelo a dare la mano a tutta la giuria. Ah no, non hai parlato prima? No. Allora adesso parli tu. Scusa, avete fatto casino, abbiamo fatto. Scusa. Vieni, cara. Dov'è la signora? È qua, mamma. È qua. Allora, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno e grande amore per tutta la famiglia Nonino. Io ho dimenticato a mia casa a Sarajevo un vestito bello per ieri sera che l'ho comprato apposta e l'ho dimenticato quello che ho scritto per dire oggi. Intanto non vedo senza occhiali e il mio collega dice che sono più bella quando mi fanno foto senza occhiali, per quello siamo a posto, faccio quello che posso fare. Prima di tutto devo ringraziare per tutto che l'abbiamo vissuto questi giorni, coccolati dalla famiglia Nonino. Questo premio è un prestigio, è molto importante. Tutti che sono intorno, giuria, famiglia Nonino, ma questo premio, a parte onore, a parte soddisfazione che ti dà, ce l'ha un grande valore, anima di una famiglia, anima di terra, dove sono radici di tutti noi, terra madre, come il madre della famiglia, tiene tutto sotto controllo. Io sono contentissima perché ho questo onore di esserci oggi con voi. Voglio solo ancora, mi hanno detto 3-4 minuti, non si sa quanti sono passati, ma voglio farvi conoscere una parola bosniaca, orientale, turca, araba, che secondo me si tratta di noi e si tratta di famiglia Nonino. E questa parola è dert. Dert è una parola che in una parola, 4 lettere, ha un grande significato di amore, di nostalgia, di gioia, di dolore, e che però, come adesso io che ce l'ho lacrime negli occhi, e ho sorriso. Comunque, con tutte queste lacrime, con le ferite dentro nostre anime, siamo capaci di lottare e di ridere, di sorridere. E noi facciamo la nostra lotta. Siamo oggi qui e siamo ancora qui grazie a una molto larga rete degli amici e delle amiche, in particolare italiane e italiani, che hanno fatto insieme a noi la nostra strada. Siamo ancora vivi grazie a distribuzione che è più amicizia di un rapporto di lavoro con Coop, dove potete trovare i nostri prodotti, succhi e marmellate, frutti di pace, pieni di dert, di amore. La lotta continua. Grazie. Io non ti dico quanto sono emozionata.